Ok, buonasera a tutti. Ok. Buonasera a tutti, vi chiedo di alzarvi in piedi in questo momento. Ok. Leggiamo la parola di Dio, Salmi 136, dall'1 al 3. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Dio degli dei, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Signore dei Signori, perché la sua bontà dura in eterno. Mi piace il fatto che, poi lo ripeterà tantissime altre volte durante questo capitolo, e mi piace il fatto che lo ripeta così tante volte per fare in modo che noi possiamo concentrarci sulla sua bontà, concentrarci su tutto quello che Lui ha fatto per noi anche solo durante questa settimana, che in questo momento noi possiamo essere grati e possiamo avere il cuore aperto a Lui per poter ascoltare la sua parola, per poter portare adorazione a Lui, lode a Lui e niente, lodiamo il Signore e cantiamo tutti insieme. Ma prima preghiamo. Signore, ti ringrazio Padre per l'opportunità che ci dai di essere qui questa sera. Ti ringrazio perché per tutti i fratelli e per tutte le sorelle che sono qua oggi alla tua presenza, Signore, che sono venuti qua a cercare qualcosa in te, Padre. Ti ringrazio per le loro vite, ti chiedo che tu possa benedirli grandemente, Signore, che tu possa benedirli con la tua presenza e con la tua voce, con la tua direzione, la tua guida, Padre, e che loro possano sentire in ogni momento la tua presenza nelle loro vite, Signore. Che il tuo Spirito Santo possa smuovere i nostri cuori, che noi possiamo sentire intensamente la tua presenza questa sera, Padre, e che possiamo arrenderci a te, aprire il nostro cuore a te, che possiamo che la tua voce possa parlare al profondo del nostro cuore, Signore. Ti ringrazio per tutto quello che fai per noi ogni giorno, nel nome santo di Gesù. Amen. Sei buono tu, sempre tu, sempre
Continuiamo a lodare il Signore, a dichiarare che Lui è santo, che Lui è potente e degno di ogni lode. Amen. Signore Padre, che in questo momento il Tuo Spirito Santo possa manifestarsi, Signore, nelle nostre vite, nelle situazioni che viviamo ogni giorno, Padre. Sicuramente Tu sai ciò che ognuno di noi sta affrontando, ciò che ognuno di noi si è portato qui questa sera, Signore, e ciò che ferisce ognuno di noi, Padre. Che in questo momento noi possiamo cercarti con tutto il cuore, adorarti con tutto il nostro cuore, Padre. Che possiamo essere sinceri davanti a Te, Signore, che possiamo accettare la Tua azione nelle nostre vite, Padre, che possiamo lasciarci trasformare da Te, Signore. Ti ringrazio, Padre, per la Tua bontà, Signore. Amen. Non c'è nulla che sia, che sia pari a Te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza Tua è solo con
cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su Canta di nuovo, Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su. Adora il Signore con tutto il tuo cuore. Arrenditi a Lui in questo momento. Lascia che Lui riempia la tua vita col suo Spirito costante, Signore. Che Lui possa continuare a guidarti, che possa continuare a mostrarti la sua bontà in ogni momento. Di te, di te, di te.
Amen, Signore. Ti ringrazio, Padre, per la tua presenza, Signore. Ti ringrazio per la tua manifestazione, Signore. Ti chiedo che tu possa continuare a manifestarti nelle nostre vite ogni giorno, Signore, e che noi possiamo risplendere della tua luce, della tua gloria, Signore, che tu possa usarci come strumenti per poter portare il tuo nome in questo mondo, Signore. Ti ringrazio per l'onore che ci dai di essere qua alla tua presenza, l'onore che ci dai di poterti servire in questo mondo, Signore. Ti ringrazio perché ci hai donato la salvezza attraverso un modo molto sofferente, Signore. Tu hai scelto e hai dimostrato di amarci, Padre, in quella croce, Signore. Che tu sia santificato in ogni momento, in ogni generazione, in ogni parte di questo mondo, Signore. Che il tuo nome possa riecheggiare in tutta la terra, Padre. Che le nostre vite possano avere il suono del tuo amore, il suono della tua lode, della tua adorazione, Padre. Che tu possa trasformarci, Signore, completamente, che tu possa rinnovare le nostre forze e che attraverso di noi la tua gloria possa essere manifestata in questa terra, in questo mondo. Che possiamo sempre ricordarci di quello che è il tuo piano per le nostre vite, Padre, che nessuno di noi possa mai mettere in dubbio che tu hai un progetto per le nostre vite, Signore, un progetto più grande di quello di sposarsi, di trovare una casa, di fare famiglia, Padre. Noi siamo qua su questa terra per servirti, per servire le persone che stanno al nostro fianco, Padre. Ti ringrazio, Padre, per la tua bontà e che ognuno che è presente questa sera e che ha bisogno di sentire la tua bontà nella sua vita, Padre, che tu possa manifestarti nella sua vita, nelle situazioni difficili che sta affrontando, Padre. Che possa avere la convinzione e la certezza che tu sei insieme a lui, insieme a lei, Padre. La certezza che tu sei buono in ogni circostanza, Signore. Ti ringrazio, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen, amen. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Bello rivedervi. Chi è contento qua che è arrivato l'inverno? Beh, io no, ragazzi, veramente no. Sinusite, rinite, tutto quello che aite, no? Ma comunque andiamo avanti. Dobbiamo avere una chiesa calda in mezzo a questo inverno, giusto? Amen. Ragazzi, continuando con la nostra serie della lettera ai Colossesi, oggi vedremo insieme il capitolo 3, dal versetto 5 al versetto 11. Molto bene. Beh, ricordando di quello che Junior ha parlato settimana scorsa, abbiamo visto che lui ha parlato tantissimo della priorità, cioè delle priorità che abbiamo nella nostra vita. E una delle cose che abbiamo trattato nel nostro primo piccolo gruppo è che noi esseri umani dobbiamo avere delle priorità nella nostra vita, che non vuol dire che dobbiamo essere alienati, cioè
non studiare, non avere una conoscenza di quello che sta succedendo al nostro intorno, che è una cosa molto diversa di essere proprio una persona che priorizza il regno del cielo. Cioè Gesù, quando è stato tentato nel deserto, la prima cosa che ha detto al diavolo è: non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Cioè Gesù stava dicendo che il pane fisico è importante, non stava dicendo che adesso dobbiamo smettere di mangiare, no, ma che il naturale, cioè il spirituale sovrappone il naturale. Quindi la nostra vita, nel nostro quotidiano, dobbiamo avere delle priorità nella nostra vita e dobbiamo priorizzare il cielo. Matteo 6,33 dice: cercate il regno del cielo e tutte le altre cose vi saranno date in più. Cioè dobbiamo avere una priorità nella nostra vita, ed è quello che Junior ha trattato settimana scorsa. E 2 sabati fa vi ho parlato un po' di quello che c'era all'interno della chiesa di Colosse, no? L'ascetismo. Forse vi ho parlato solo della parte teorica, ma se quando noi andiamo a vedere proprio nell'applicazione pratica della cosa, vediamo che il non fare una determinata cosa non ci fa un vero cristiano. Anzi, Paolo dice alla fine della sua lettera che tutto quello che noi non facciamo non ha a che fare per diventare e farci un cristiano migliore. Vuol dire che adesso quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo? Assolutamente no. Ma non è detto che se noi non facciamo una determinata cosa, questo ci farà un cristiano migliore. Ed era esattamente questo che Paolo stava dicendo. E quindi, applicandolo in maniera molto pratica, è come se noi oggi smettessimo di bere il nostro spritz, di fumare, di fare sesso al di fuori del matrimonio, che è peccato, che tutti noi sappiamo, all'interno del matrimonio, ok? Quindi fare queste cose non ci fa diventare un vero cristiano. Diventare un vero cristiano è diventare un discepolo di Gesù Cristo. Quindi accettarlo come Signore della nostra vita e vivere come un cristiano. Ed è esattamente questo che l'Apostolo Paolo continua a descrivere nella sua lettera nel capitolo 3, che oggi noi parleremo, che sono le evidenze di un vero cristiano. Cosa sono le evidenze? Sono praticamente tutto quello che un cristiano adesso trasmette attraverso la sua vita per dimostrare appunto che è un vero cristiano. Ma abbiamo sì delle evidenze da dimostrare, cioè un cristiano ha delle evidenze da far vedere al mondo che è un vero cristiano. Forse, non so se 2 mesi fa, vi ho parlato che all'epoca mia, vi parlo di magari 15 anni fa, un cristiano era conosciuto perché andava con un completo, aveva la Bibbia sotto il braccio, che diceva gloria a Dio, ed era così che era riconosciuto un cristiano. Magari oggi è in una maniera diversa, però un cristiano ha delle evidenze, dimostra attraverso le sue attitudini, il suo comportamento di essere un vero cristiano. Ed è esattamente questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo. E vorrei trattare con voi stasera 3 punti. Il primo è la coerenza, il secondo l'ubbidienza, il terzo è il fatto di assomigliarsi con Cristo. Magari tutti e 3 fanno parte dello stesso sacchetto, fanno parte dello stesso pacchetto, ma comunque cercheremo di sviluppare gli argomenti un po' diversi. Ma leggiamo quindi il testo, dal versetto 5 al versetto 11, che dice così. Chi ha già aperto la Bibbia? Possiamo leggere insieme. Versetto 5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, colera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo,
che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Molto bene. Quindi ricordando di quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo all'inizio del capitolo, parlava di priorità, di pensare alle cose che sono nell'alto e di cercare le cose dell'alto. Adesso l'Apostolo Paolo inizia dicendo così: fate dunque. Quindi sta legando tutti i ragionamenti che stava facendo all'inizio del capitolo con questa affermazione: fate dunque. Quindi se noi dobbiamo adesso fare qualcosa, noi cominciamo a percepire che il cristianesimo è una religione diversa di tutto quello che noi troviamo nel mondo. Perché? Il cristianesimo è l'unica religione nel mondo che noi abbiamo qualcosa prima per grazia, per poi avere un imperativo nella nostra vita. Tutte le altre religioni dobbiamo avere un imperativo prima per poi meritare qualcosa. Cosa vuol dire? Se tu fai questo, avrai questa cosa qua. Il cristianesimo è il contrario. Noi non dobbiamo fare niente, l'unica cosa che noi dobbiamo avere è avere fede in Cristo Gesù, per poi attraverso quello che noi abbiamo nella nostra vita dimostrare che noi siamo qualcosa. Avete visto la differenza? Quindi col cristianesimo noi adesso siamo figli di Dio attraverso la fede in Cristo Gesù, come l'Apostolo Paolo ci dice in Galati capitolo 3 versetto 26, che siamo figli di Dio attraverso il Figlio Gesù Cristo. E adesso abbiamo quindi delle responsabilità e queste responsabilità parleremo un po' più avanti, ma la coerenza che vi stavo dicendo prima, che è il primo punto, che cos'è la coerenza? La coerenza appunto è fare una cosa che tu stai dicendo di farla, cioè io sto dicendo una roba e io sto vivendo quella roba. È molto diverso ad esempio di quel detto che c'era tanti anni fa, è: fai quello che ti dico, ma non fai quello che io sto facendo. È sbagliatissimo, perché il nostro Gesù, attraverso i suoi esempi, ha dimostrato appunto tutto quello che ci stava chiedendo e che poi vedremo un po' più avanti. E la cosa interessante della coerenza è che qualche giorno fa stavo guardando un podcast e su questo podcast un pastore stava parlando che è andato a dare una lezione negli Stati Uniti, in un'università. Arrivando lì c'era una parata in favore della Palestina. Molto curioso, è andato a guardare cosa stava succedendo. Arrivando lì, ha visto che tante di quelle persone che erano in favore della Palestina facevano parte del gruppo e del movimento LGBT. E lui in quel momento ha detto: caspita, ma come mai queste persone sono qua in pro, cioè in favore della Palestina? Per chi non sa, nella Palestina, se uno di questo gruppo LGBT arriva là, sarà maltrattato, sarà messo da parte e nei peggiori dei casi sarà anche ucciso. Quindi, qual è la coerenza di quel gruppo che era là a difendere la Palestina se loro, se fossero appunto nella Palestina, sarebbero uccisi? E quello che vedo oggi nella nostra società è una mancanza di coerenza, cioè anche noi che siamo cristiani, che dobbiamo difendere la nostra fede, che è una parte dell'apologetica, quando noi siamo davanti a una persona che dobbiamo difendere la nostra fede, non sappiamo di cosa stiamo parlando e nemmeno di quelle persone che magari vogliono difendere dei concetti, dei principi che sono contro i nostri principi, non sanno nemmeno cosa stanno parlando. Quindi manca proprio coerenza. E noi come cristiani siamo coerenti con quello che stiamo vivendo? È la domanda che vi lascio e lascio anche a noi. Quindi è molto strano. E per un cristiano è importante avere la coerenza? Io direi di sì. Perché? Perché il nostro Gesù ha avuto coerenza. E voi mi potete chiedere, ma che coerenza ha avuto Gesù Cristo? La prima coerenza che ha avuto Gesù, amare. Cosa ha detto Gesù per noi? Leggiamo Matteo, capitolo 22. Versetto 39. Gesù dice così: il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è il secondo mandamento. Gesù stava dicendo: dovete amare. Però tu mi dici così, ok, per Gesù era semplice dire no, dovete amare. Ma Gesù ha amato? Io penso di sì. Apriamo le nostre Bibbie. Marco capitolo 10.
Versetto 21. Gesù, guardatelo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Gesù stava parlando col giovane ricco, ma la Bibbia qua sottolinea il fatto che lui l'ha amato. Quindi Gesù ha detto a una persona: devi amare, ma lui ha amato. Questa è coerenza, giusto? Secondo punto, digiuno. Matteo capitolo 6, versetto 16. Quando, cosa? Digiunate. Gesù non ha detto dovete digiunare, ma se una persona ti dice quando, aspetta appunto che tu almeno faccia qualcosa rispetto a quello che sta dicendo, giusto? Quando digiunate, ad esempio, se mia moglie mi dice così: Miguel, quando arrivi a casa accendi la lavatrice, io come sveglio penso subito che devo fare la lavatrice, giusto? Quindi Gesù, dicendo quando digiunate, ci sta dicendo che noi dobbiamo digiunare come cristiani, giusto? Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico. E qua inizia a descrivere. Adesso vediamo Matteo capitolo 4, torniamo. Versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver... Ma se lui era da solo col diavolo, come sappiamo che lui ha digiunato? O lui ha raccontato a qualcuno, o qualcuno ha avuto proprio un'esperienza e ha avuto una visione, giusto? Ma secondo me Gesù ha raccontato, perché se lui stava dicendo ai suoi discepoli che quelli dovevano digiunare, molto probabilmente lui ha detto: guarda che quando sono andato nel deserto ho digiunato, per dimostrare appunto che i suoi fatti corrispondevano appunto con quello che stava dicendo. Un'altra cosa, pregare. Matteo capitolo 6, versetto 5. Quando? La stessa cosa. Quando pregate. Quindi Gesù stava pensando che tutti noi che siamo qua adesso dovessimo pregare, giusto? Quando pregate. Ma Gesù ha pregato. Luca capitolo 5, versetto 16. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Quindi i discepoli vedevano che Gesù pregava. Un altro punto, ubbidienza. Ma è molto semplice, no, parlare di ubbidienza, perché Gesù era ubbidiente. Matteo capitolo 28. Versetto 19. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare. Osservare vuol dire ubbidire anche qua. Tutte quante le cose che vi ho comandate. Ok, era molto semplice. Filippesi capitolo 2, versetto 8. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidienti fino alla morte e alla morte di croce. Gesù ha obbedito fino alla morte. C'è anche un versetto in Ebrei che dice che lui ha proprio sofferto tantissimo per essere ubbidienti. L'ultima cosa, la quinta cosa, conoscenza della parola, cioè la lettura. Matteo 22. Abbiate pazienza ragazzi, oggi abbiamo tanti versetti. Matteo 22, versetto 29. Ma Gesù rispose loro: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Stava parlando con le persone, cioè sbagliate perché non conoscete le scritture. Ed è anche interessante che Giovanni capitolo 5, versetto 39, guarda cosa Gesù dice ai farisei.
Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimone di... Quindi tutte le scritture parlavano di Gesù Cristo. Quindi i farisei dovevano conoscere Gesù Cristo perché le scritture parlavano di Lui. Ma guarda cosa Gesù, Matteo 23, versetto 35. Affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele. Chi si ricorda di Abele? Il primo omicidio nella Bibbia. Fino al sangue di Zaccaria, figlio di Berechia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Chi è questo Zaccaria? Molto probabilmente l'ultimo omicidio che c'è stato nella Bibbia. Gesù sapeva la Bibbia. Va bene che tipo noi possiamo anche dire, vabbè, che Gesù Cristo era proprio, sai, la teologia umana, ma lui conosceva la Bibbia. Quindi qua abbiamo visto 5 punti di cui Gesù Cristo ha detto di fare, ma che lui sapeva esattamente come farli, perché ha dimostrato attraverso i suoi fatti che li stava facendo. Quindi Gesù Cristo non ha chiesto niente di quello che noi non possiamo fare, perché lui ha fatto. E tu mi puoi dire così, ok, ma lui era Gesù. Ed è il secondo punto che vedremo oggi, l'ubbidienza. Oggi noi possiamo essere ubbidienti, quindi ricordando amare, digiunare, pregare, ubbidire e conoscere la parola. Sono 5 punti che magari l'Apostolo Paolo qua non ha trattato in quei versetti là, perché stava parlando appunto di quelle cose che noi pecchiamo attraverso la nostra carne, ma sono 5 punti che stava parlando appunto di coerenza, che Gesù ha avuto coerenza. E se nel momento in cui noi abbiamo coerenza con queste cose qua, sarà molto più semplice avere coerenza nella nostra vita in generale. Quindi non è il fatto del cristiano di dire no, ma il fatto di dire sì a Gesù Cristo. E nel momento in cui abbiamo il rapporto con Lui, è molto più semplice di essere riconosciuto come cristiano. Un cristiano deve essere riconosciuto per la sua coerenza nel fatto di amare il prossimo, di amare a Dio, di digiunare, non di non mangiare, pensare che questo ti stai diventando proprio una persona più, non so, spirituale, come facevano i Colossesi. Il fatto di pregare, un cristiano prega. Sapete di questa cosa, ragazzi? Un cristiano deve pregare. Sapete che magari un cristiano deve ubbidire? Penso di sì, perché Gesù ha detto che dobbiamo ubbidirlo e che dobbiamo conoscere la sua parola. 5 punti. Ma l'ubbidienza in questo caso è possibile? Assolutamente sì. E perché l'ubbidienza è possibile? Perché dobbiamo prima innanzitutto capire dove siamo diventati disobbedienti. Apriamo le nostre Bibbie adesso, 1 Corinzi capitolo 15. Versetto 45 al versetto 49. Così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E quale è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così anche porteremo anche l'immagine del celeste. Di chi Paolo stava parlando? Del primo Adamo, e del secondo Adamo. Chi è il secondo Adamo? Gesù Cristo, il secondo Adamo. E perché Paolo stava parlando del secondo Adamo? Dobbiamo tornare all'indietro. Quando Adamo ha peccato, e qua apro un parentesi, che Adamo ha peccato, la Bibbia dice che Eva è stata tentata, ma Adamo ha peccato. Quindi ragazzi, voi che state per sposare, voi che avete una ragazza, la responsabilità è vostra. La responsabilità è vostra, perché la parola è stata direzionata ad Adamo, non ad Eva. La Bibbia dice chiaramente che Adamo ha peccato.
e che Eva è stata tentata. Se Adamo non ha passato le direttive alla sua signora, è colpa di Adamo e lui ha peccato. Quindi attraverso questo peccato è entrato il peccato nel mondo, il peccato originale. E da questo momento in poi abbiamo avuto quindi la natura peccatrice. Quindi oggi noi siamo qua e abbiamo questa natura peccatrice. È venuto il secondo Adamo che ci ha portato un nuovo DNA, diciamo così. Perché nel momento in cui Adamo ha peccato, adesso tutti quelli che venivano dopo Adamo sono peccatori, e noi compresi. Ma nel momento in cui abbiamo avuto l'esperienza con Gesù Cristo, lo Spirito Santo è entrato dentro di noi e adesso siamo esseri celesti, come Paolo sta parlando qua. Però nel momento in cui siamo veramente convertiti al Vangelo, la natura peccatrice non c'è più. No, continua con noi. E questo è il problema. Perché l'esperienza che abbiamo avuto con Cristo Gesù, della giustificazione, non ci fa diventare delle persone che adesso non sono più peccatori. Anzi, prima Giovanni dice che se io dico che non ho peccato, sono proprio un bugiardo, perché siamo tutti peccatori. Ma nel momento in cui io accetto Gesù Cristo, adesso inizio una nuova vita. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17, dice che adesso noi siamo una nuova creatura in Cristo Gesù. Ma questa nuova creatura non ci dà il diritto, appunto, di adesso pensare che non abbiamo più niente, cioè non abbiamo più problemi, perché adesso continuiamo ad avere la nostra natura peccatrice. È questo che è il problema, ragazzi. Perché capitolo 8 di Romani dice che quelli che tendono alla carne saranno verso la carne e quelli che tendono allo spirito saranno verso lo spirito. Che questo vuol dire che la nostra carne, litiga ogni giorno col nostro spirito. Ed è per questo motivo che è pericoloso. E sai cosa vuol dire? E cosa significa questa cosa? Significa esattamente che se tu sei da solo a casa, i tuoi ormoni non si convertono. È meglio non stare da solo, nella stanza con la tua ragazza, perché se no alla fine sarai il letto e tra 9 mesi avranno un new entry qua nel ministero Aga Kids. Emanuele sarà contentissimo, però sappiamo che avrà un new entry. Sai cosa vuol dire l'altra cosa? È che quella ragazza che tu segui sull'Instagram, che fa un post, no? Proprio solo di costume, e che si dice cristiana ma scrive là il versetto, Giosuè 1,9, non te l'ho comandato io, sii forte e coraggioso. Sii coraggioso, veramente, che tu devi proprio uscire dall'applicazione, di essere talmente coraggioso per scappare via, per non peccare. È questo che vuol dire. L'altra cosa, vuol dire che quella carissima sorella che tu non la vedi da un bel po', ti dice, ma ti sei ingrassata tesoro? E la tua risposta non deve essere proprio quella, la tua sorella. Perché adesso sei cristiana, devi trattenere quello che dice. Sai cosa vuol dire? Che quando tu, che sei proprio adesso, sei morto con quella vecchia vita, che tu vedi proprio quel bicchiere di gin tonic, che ti viene proprio quell'acquolina in bocca, adesso sei una nuova creatura, ma continua ad avere quell'acquolina in bocca. È questo che vuol dire, la carne litiga con lo spirito. E qual è la soluzione? È non fare queste determinate cose? Assolutamente no. Noi dobbiamo cercare lo Spirito Santo, dobbiamo avere questo rapporto con Lui, dobbiamo avere appunto questa intimità con lo Spirito Santo di dire no sì a queste cose, ma perché vogliamo dire sì al nostro Signore. E questa è la differenza, perché la nostra carne continuerà sempre a litigare col nostro spirito. E questo è il processo della santificazione. Noi dobbiamo santificare la nostra anima, il nostro corpo, cioè la nostra vita, per quello che lo Spirito Santo fa nella nostra vita. E tutto quello che viene dopo sarà molto più semplice. E dopo ci sarà il periodo della glorificazione, dove adesso la santificazione ha il potere di togliere il potere del peccato nella nostra vita, ma nella glorificazione con Gesù Cristo
lì sì il peccato non ci sarà mai più nella nostra vita. Lì sì avremo un corpo senza peccato, con una natura talmente celeste. Ma perché vi sto dicendo questa cosa? Perché tante volte il nostro errore è di pensare che solo perché abbiamo queste tentazioni nella nostra vita non possiamo ubbidire. Perché diciamo, vabbè dai, la carne è debole. Ma Gesù, quando stava dicendo questa cosa in Matteo 26, versetto 41, stava dicendo per quanto riguarda la preghiera. Perché quando ha detto ai discepoli, state qua, vegliate e pregate con me. Quando torna, ha trovato tutti i discepoli che dormivano, i 3 discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo. E quando Gesù ha detto questa cosa, stava dicendo per quanto riguarda la preghiera. Noi non siamo pronti a pregare. È per quello che magari quando sei a casa, quando prendi la Bibbia, ti viene o sonno, hai voglia di dormire, non hai voglia proprio di pregare. Per quello, perché la Bibbia ci dice che la nostra carne è debole e non abbiamo proprio voglia di pregare. Chi qua si è già addormentato mentre pregava? Solo io. Ecco, la nostra carne è debole, dormiamo perché non vogliamo proprio pregare. Ma per il fatto di ubbidire il nostro Signore è talmente diverso. Perché? Perché adesso abbiamo lo Spirito Santo. Ed è interessante che quando l'Apostolo Paolo, quando ha scritto la lettera ai Colossesi, guarda cosa dice qua, nel versetto 9. Non mentite gli uni agli altri. Aspetta, il versetto 10. Vi siete rivestiti del nuovo. 9, scusa. Non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. L'Apostolo Paolo ha usato qua un verbo che si dice spogliarsi, cioè togliere come se fosse tipo un abito, giusto? Guarda che cosa interessante. Gesù Cristo ha detto in Luca, capitolo 5, versetto 36-38. Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi e nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo perché dice il vecchio è buono. Di cosa Gesù stava parlando qua? Ogni volta che noi troviamo la parola abiti nella Bibbia vuol dire la condizione dell'uomo davanti al Signore quando si parla del peccato. Quindi quando si parla tipo di vestiti nuovi, vestiti limpidi, cioè bianchi, vuol dire che l'uomo si trova ad esempio in quella condizione adesso di essere perdonato. Quando Gesù stava parlando qua ai farisei, lui stava parlando della vecchia e della nuova alleanza, cioè stava parlando ai farisei, voi che avete un abito vecchio, se trovate ad esempio l'abito nuovo, non dovete proprio strappare l'abito nuovo e cercare di cucire nell'abito vecchio. Ma Gesù stava parlando della condizione, cioè non dovete prendere la vecchia alleanza e cercare di adattare adesso tutto quello di nuovo che vi sto dando nella vecchia alleanza. Sta arrivando un nuovo tempo. Io sto portando un nuovo tempo. Sto portando una nuova alleanza, una cosa migliore. Perché se non fosse veramente bisogno, non avessi proprio bisogno di questa nuova alleanza, non sarei neanche venuto. Ma in questa nuova alleanza Gesù stava dicendo che non è che è impossibile. Qua Gesù stava parlando di una cosa che è cosa, cioè che non era impossibile, ma che era controsenso. È la stessa cosa che io, do un abito nuovo a una persona e questa persona dice così, caspita, mi piace tanto di quel maloncino vecchio che ho, taglia quel nuovo e inizia a cucire su quel vecchio. C'è ragione per fare una roba così? Ha senso? Assolutamente no. Gesù stava dicendo, voi che siete i farisei, non dovete prendere la vecchia alleanza adesso e cercare di vivere questa vecchia alleanza, perché io sto portando una nuova. Lui stava dicendo così, portando, alla nostra portata nel nostro linguaggio. Ragazzi, non dovete pensare che adesso che state vivendo una nuova vita con Gesù Cristo, dovete continuare vivendo le cose vecchie della nuova alleanza. Voi adesso siete una nuova creatura in Gesù Cristo.
Non dovete guardare la vecchia alleanza, quello che eravate senza di me. Dovete guardare adesso quello che siete, cioè nuovi in me. È controsenso. In più, lui dice così, parlava dei otri. Gli otri erano borse di cuoio che erano responsabili per la fermentazione, per la lievitazione del vino. Però nel momento in cui il vino iniziava a lievitare, iniziava a spandire, cioè espandere. In quel caso diceva che se il cuoio fosse vecchio, non riusciva a tenere il vino nuovo. E questo sta dicendo appunto della nuova alleanza. Per avere tutto di nuovo che abbiamo nella nostra vita, cioè di tutto quello che Gesù ci sta portando, dobbiamo avere un notre nuovo nella nostra vita. Dobbiamo avere una vita nuova in Gesù Cristo. Altrimenti il vino sarà perduto. E questa è la nostra condizione davanti a Gesù Cristo. Che noi non dobbiamo guardare la nostra vita vecchia, dobbiamo guardare la nostra vita nuova. E tutto quello che Lui farà di nuovo nella nostra vita, non dobbiamo cercare di adeguare tutto quello che era vecchio nella nostra vita nuova. Era quello che Gesù stava dicendo. Quindi l'evidenza di un vero cristiano è che adesso, da oggi in poi, è tutto nuovo. Non devo guardare le cose vecchie. Quello che è vecchio rimane indietro. E c'è anche una storia molto divertente con l'Agostino di Pona. Alcuni dicono San Agostino. Che quando lui si è convertito al Vangelo, dopo, se non mi sbaglio, con 40 anni, nella sua città era molto piccola e c'era una signora, per non dire, sapete, no, della signora, che l'ha visto un giorno in giro e ha iniziato a urlare: Agostino, Agostino! E lui, visto che era la signora, che era la sua amante, ha iniziato a correre perché non voleva guardare indietro. E lei continuava a urlare: Agostino, Agostino! E lui guarda all'indietro e ha detto: non sono io, stai chiamando la persona sbagliata. Lui sapeva esattamente che quella era la sua nuova vita. Tutto quello che aveva fatto senza Gesù Cristo era la vecchia vita. E noi dobbiamo avere la dimostrazione della nuova vita attraverso il nostro atteggiamento. Ed era questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo, soprattutto perché nei versetti 8 e 9 di Colossesi lui dice così: ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Tutte queste caratteristiche qua, 3 cose sono praticamente coinvolte con la parola, quello che noi diciamo. E questa è una cosa che mi piace tanto dirvi, che noi cristiani siamo anche conosciuti da quello che noi diciamo. L'Apostolo Pietro è stato conosciuto da quello che ha detto. Ma parli come lui, quando lui era in mezzo al cortile. Tu parli esattamente come lui. Tu sei veramente un discepolo di Gesù perché parli come lui. Quindi ragazzi, anche quello che noi diciamo è molto importante. Quindi se adesso non devo mentire più, e anche lo stesso Apostolo Paolo nel capitolo 4, versetto 24-29, se non mi sbaglio, di Efesini, dice così: non dovete mentire più, perché adesso questo non fa parte più della vostra vita, questo fa parte della vita vecchia. È un contrasto di quello che noi siamo. Adesso siamo, una nuova creatura. E quando lui porta questo contrasto, magari è quasi la stessa cosa che sta parlando nei primi versetti di quelli che abbiamo letto, il versetto 5. Ma la cosa interessante è che adesso vi faccio una domanda: ok, dobbiamo avere la nuova vita, ma come possiamo vivere questa nuova vita in ubbidienza? Perché stavi parlando di ubbidienza. Come possiamo ubbidire al nostro Signore Gesù Cristo? Perché il versetto 7, se non mi sbaglio, dice così: e così camminaste un tempo. No, il versetto 6, per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. La disobbedienza di Adamo ha portato quindi il peccato e l'ira di Dio sopra di noi. Il sacrificio di Gesù ha portato sopra di noi la sua grazia e attraverso la giustificazione, attraverso il sangue di Gesù, adesso sì possiamo essere obbedienti. Ma solo questo
vi posso dire che non è solo la soluzione dei nostri problemi. La soluzione dei nostri problemi è avere lo Spirito Santo dentro di noi. E tu mi puoi dire così, ok, ma è solo lo Spirito Santo che fa quest'opera? No, è la sua grazia. Adesso noi viviamo nel tempo della grazia, però noi magari abbiamo ragionato e soprattutto valutato la grazia di Dio di una maniera molto diversa di quello che esattamente è la grazia di Dio. E che cos'è la grazia di Dio? Apriamo la nostra Bibbia, 2 Corinzi capitolo 12. Versetto 8 e versetto 9. 3 volte ho pregato il Signore perché allontanassi da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Quello che Paolo stava dicendo è che adesso quello che la grazia ha il potere di fare nella nostra vita è di darci una forza in più per sopportare tutto quello che noi abbiamo di difficoltà nella nostra vita. Altrimenti Gesù non ci avrebbe insegnato a pregare, allontana da noi le tentazioni. Nella preghiera del Padre nostro Gesù ci ha insegnato a pregare anche per le nostre tentazioni. Quindi la grazia viene appunto per darci questa forza. Nel momento in cui stiamo per peccare, la grazia viene con questa forza che ci capacita per appunto dare questa opportunità di non peccare. Ma caspita, tu vi stavi dicendo che adesso non possiamo più dire che non siamo più peccatori? Sì, ma l'ubbidienza di cui Paolo stava parlando è l'ubbidienza dell'origine del peccato, di quella di Adamo. Adesso noi abbiamo questo DNA dentro di noi, di Gesù Cristo, il celeste, e attraverso la sua grazia che abbiamo questo potere per sopportare tutti i peccati e vincerli con la sua grazia. E tu mi stai dicendo così, ok Miguel, ma come facciamo quindi? Ebrei capitolo 4. Versetto 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. L'autore qua degli Ebrei stava dicendo nel momento opportuno, cioè prima di peccare, non dopo di peccare. Nel momento in cui siamo tentati a peccare, dobbiamo pregare e chiedere appunto la grazia di Dio nella nostra vita per ubbidire, perché adesso siamo capaci di ubbidire, perché oggi tu esci da qua esattamente con quella certezza che tu puoi ubbidire, perché lo Spirito Santo è dentro di te, perché adesso tu sei un essere celeste, tu sei un servo di Cristo, tu sei una nuova creatura e quindi hai questo DNA nella tua vita. Tu hai il DNA di Cristo nella tua vita e la grazia sua è capace di darti forza per sopportare e soprattutto per vincere tutte le vostre tentazioni. Ed è esattamente questo che l'Apostolo Paolo sta dicendo. Per avere l'evidenza di un cristiano dobbiamo trasmettere attraverso la nostra vita tutto quello che noi viviamo, nella maniera come ci portiamo e come ci comportiamo. Amen? Ma questo deve essere solo una conseguenza. E il terzo punto, si assomigliare a Cristo. È molto facile non dire così, vabbè, dobbiamo assomigliarci a Cristo. Ma assomigliarci a Cristo in cosa? Non nei suoi attributi incomunicabili, cioè onnipresenza, onniscienza, onnipotenza, non queste cose. Ma lo stesso Apostolo Paolo, quando ha scritto agli Efesini, capitolo 5, versetto 1, dice che dobbiamo essere imitatori di Dio. Imitarlo in cosa? Nelle cose che sono comunicabili. Amare, pazienza, pace, tutte queste cose sono comunicabili, sono attributi che noi possiamo proprio imitare il nostro Signore, imitare Dio. Logicamente che non saremo mai onniscienti,
A volte sembra che le ragazze sono un po' così, giusto? Che ci mandano i messaggi così, io so dove sei. Ma scusa, sei al calcio? Dove sei? Cioè, non sei con i tuoi amici, io so già dove sei. Ma non è così. Gli attributi comunicabili devono essere proprio quelli di amare e tutti quelli che dobbiamo assomigliarci a Cristo. E quindi, quali sono le caratteristiche quindi di un cristiano? È interessante che da 1 mese o 2 mesi fa più o meno, che io sto guardando un podcast, non solo un podcast, ma è proprio un programma su YouTube, di cui le persone vogliono appunto capire chi è il giocatore o ex giocatore professionista. Chiamano tutti davanti, cercano appunto di, magari, non so, giocare un po' di palloni con loro, per cercare di capire se quelli sono i giocatori professionisti o meno. E la cosa interessante è che la prima cosa che fanno è delle domande. E in base alle loro risposte vengono eliminati quei partecipanti per poi alla fine fare la finale per scoprire appunto chi è il giocatore professionista o l'ex giocatore. Logicamente che la loro qualità è una cosa che incide tanto, perché vedono se quello là è capace o meno, sai, di almeno, non so, palleggiare un po' i palloni. Però ci sono delle persone che vengono là, cioè che vanno appunto a questo programma, che sono capaci magari di palleggiare, ma lì inizia appunto le domande un po' mirate. Nel senso, qual è stato il tuo premio post partita, parlando di soldi, più grandi che hai mai ricevuto in vita tua? Uno ha dato una risposta che non c'entrava niente perché sembrava un cantante. Da quel punto di vista hanno eliminato quella persona. Cioè, nella vita di un cristiano, per conoscerlo appunto e assomigliare a Gesù Cristo, quali sono le risposte che noi stiamo dando al mondo? Quali sono le risposte che noi stiamo dando che noi siamo proprio simili a Gesù Cristo nella nostra vita? Nel momento in cui parliamo, nel momento in cui noi veramente ci comportiamo, quando le persone ci fanno delle domande mirate magari per capire se noi siamo o no cristiani, riusciamo a dimostrare che siamo veramente dei cristiani? O forse veniamo eliminati appunto, no, questo qua non è un cristiano, facciamo la finale con questi altri qua. Quindi è un punto da vedere. Quindi noi dobbiamo avere proprio questa idea nella nostra vita, che dobbiamo avere non solo, che dobbiamo avere fatti nella nostra vita, che dobbiamo dimostrare. Abbiamo visto un po' questa cosa nella lettera di Giacomo, giusto? Però è una cosa che anche l'Apostolo Paolo stava trattando, l'evidenza di un vero cristiano. E vorrei concludere qua quindi col versetto 11 del capitolo 3, che secondo me è uno dei versetti più belli di tutta la Bibbia. Io vorrei invitare anche il gruppo di lode, così. Così voi pensate che sta finendo. Dice così: qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Paolo stava parlando di una chiesa. Paolo stava parlando di una chiesa. Però lui ha usato questi termini qua, che in quell'epoca erano termini che dividevano la chiesa. Greco e giudeo. Chi erano i greci? Erano quelli che appartenevano all'impero romano, che parlavano greco e che facevano parte della cultura ellenistica di quel momento, di quell'epoca. I giudei non hanno anche bisogno di spiegazioni, erano giudei. Quando lui parla di circoncisioni e incirconcisioni, lui porta ad esempio questo argomento a un livello religioso, giusto? Quelli che erano circoncisi e quelli che non erano circoncisi. Dopo, quando lui parla appunto di barbaro e scita, i barbari erano tutti quelli che vivevano nell'impero romano, ma che non parlavano greco. E loro sono proprio
cioè conosciuti come barbari, perché quando parlavano sembravano che parlavano così, bar, e quindi siccome loro non capivano quello che stavano dicendo, sono stati chiamati barbari. I Scitta sono quelli che non erano nemmeno barbari, non erano niente, che vivevano al nord di Roma e che erano persone che non appartenevano all'impero romano. Poi c'erano schiavi e liberi. Un'altra differenza: c'erano tantissimi schiavi, ma c'erano talmente tantissimi liberi. E magari oggi, anche oggi, abbiamo questa cosa, perché per noi non è nuovo, giusto? Vediamo nella nostra società che tante persone vengono divise per quello che fanno. Ad esempio, ci sono quelli laureati, gli impiegati e quelli operai. Ci sono i ricchi e i poveri. Ci sono quelli, parlando di politica, quelli della destra e quelli della sinistra. Magari per voi qua in Italia centrodestra e centrosinistra, perché non avete proprio una destra, cioè estrema, e neanche una sinistra estrema. O magari ci sono quelli che preferiscono caffè e quelli che preferiscono tè, o magari quelli che bevono il caffè senza zucchero, oppure quelli che bevono col zucchero. Senza zucchero, vero? Bravo. Instagram e quelli del TikTok. Marvel e DC. Marvel. Milanisti e interisti. Juventini non parlo neanche con loro perché giocano il provinciale a Torino. Quindi milanisti, interisti. Siamo anche noi divisi così. Quelli che giocano LOL e gli altri che giocano Dota 2. Magari quelli che piacciono la Fiat, gli altri Volkswagen. Siamo divisi così. Ferrari, Lamborghini. Oppure quelli che mangiano la pizza col ketchup, quegli altri che mangiano senza ketchup. Io so che gli italiani, se vedono qualcuno che c'è proprio un italiano che mangia col ketchup, dirà che ha perso proprio la cittadinanza italiana. Ma la cosa bella è che questo versetto qua che abbiamo letto, tutti noi siamo uno nella famiglia di Cristo. Paolo sta dicendo che adesso non c'è più differenza. Non c'è differenza per il peccato, perché l'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 3, versetto 23, che tutti siamo peccatori e tutti sono staccati dalla gloria di Dio. Però c'è anche l'essere uno nella famiglia di Cristo e tutti noi qua facciamo parte di questa famiglia. Quando l'Apostolo Paolo dice che noi adesso siamo una nuova creatura è perché noi facciamo parte della famiglia di Cristo. Tutti noi. Non c'è barbaro, scitta, non c'è juventino, non c'è milanista, non c'è interista, cioè siamo tutti della stessa famiglia. Questo ci dà proprio quel senso di appartenenza, perché abbiamo il nostro Signore, che è il nostro Signore, e ci siamo noi che siamo i Suoi servi. Questo vuol dire che chi è qua davanti sta servendo. È questo che diventa il problema. Perché? Perché chi è qua non è responsabile, cioè non ha più responsabilità rispetto a quello che è seduto. Perché se noi tutti siamo della stessa famiglia, tutti noi abbiamo delle responsabilità. Perché se Lui è il Signore e noi siamo i Suoi servi, vuol dire che tutti quanti fanno parte della stessa famiglia in Cristo. E che magari il capo della Chiesa, che è quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo nei primi 2 capitoli, e adesso sta facendo un'applicazione pratica, è il capo della Chiesa, e noi che siamo qua siamo i Suoi servi e dobbiamo contribuire e soprattutto lavorare per il Suo regno, perché siamo i Suoi servi. La Bibbia è una cosa fantastica, perché ci porta alla libertà nel momento in cui noi stiamo leggendo, ma ci porta anche alla responsabilità di capire che adesso pure noi abbiamo le nostre responsabilità. Questo vuol dire che chi è qua che sta servendo in questa maniera non è diverso da quello, ad esempio, che sta là e sta pulendo i bagni, che sta facendo la pulizia, perché tutti noi siamo uguali, facciamo parte della famiglia di Cristo. E questo non fa che noi siamo proprio migliori delle persone più brave di quelle persone che non stanno facendo quello che noi stiamo facendo. E questa è una responsabilità per tutti noi.
Perché tutti noi dobbiamo contribuire nel regno di Dio, perché facciamo parte della famiglia. Non dobbiamo avere solo i diritti, ma dobbiamo avere pure i doveri. Quindi quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è: voi adesso sì, fate parte della famiglia di Cristo, perché adesso non c'è più differenza, ma adesso dovete anche lavorare per il suo regno. E questo è bellissimo, ragazzi, perché facciamo parte della famiglia di Cristo. Adesso se guardiamo al nostro intorno, vediamo una chiesa talmente diversa, talmente diversificata tra culture, tra, non so, piaceri, di quello che vi stavo dicendo prima, ma adesso siamo tutti uguali davanti al nostro Signore. Tutti siamo uguali e tutti noi facciamo parte della Chiesa di Cristo nella terra. Quindi l'unità della Chiesa è fatta nella diversità. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo: voi avete varie culture in mezzo a voi, ma c'è un capo, c'è Gesù Cristo. Qua adesso non c'è più italiano, non c'è più brasiliano, non c'è più rumeno, non c'è più moldavi, siamo tutti della stessa famiglia di Cristo. Perciò dobbiamo anche lavorare per il nostro Signore. E adesso, uscita da qua, anche con questo impegno, soprattutto con questa responsabilità, perché se voi fate parte della famiglia di Cristo, io non sono più importante perché sto parlando qua, io sto solo servendo, e anche tu devi servire con il talento e col dono che Dio ti ha dato, perché tu sei un servo di Dio, tu sei della famiglia sua, non della mia, cioè mia famiglia di sangue, ma facciamo parte della famiglia di Cristo. Io non sono più importante di te, abbiamo la stessa importanza. Prima Corinzi capitolo 12. Il dito non può vivere senza il capo, il dito non può vivere senza il braccio, perché il dito fa veramente differenza se lo perdiamo. Quindi vorrei chiedervi di alzarvi in piedi, e così preghiamo per finire. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, nel nome santo di Gesù, vogliamo ringraziarti, Signore, per questo giorno, per tutto quello che, Signore, stai facendo qua nella nostra Chiesa, nella nostra vita. E vogliamo, Signore, chiederti che tu possa veramente lavorare nei nostri cuori, fare la differenza, Signore, in ogni area, in ogni ambito, Signore, della nostra vita. Noi sappiamo che siamo peccatori, ma facciamo, Signore, parte della tua famiglia, perché un giorno abbiamo accettato Gesù Cristo e abbiamo riconosciuto che Lui è il Signore della nostra vita. Quindi che il Signore possa veramente lavorare in questa unità, affinché noi come Chiesa possiamo lavorare e trasmettere a tutte le persone che non conoscono ancora il tuo regno, tutte le persone che non conoscono ancora, Signore, la tua parola. E che noi possiamo, Signore, come Chiesa, lavorare insieme, con l'unità, anche se siamo diversi, ma con l'unità di ogni singola persona che è qua, affinché il tuo regno possa crescere, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Per concludere, abbiamo delle responsabilità anche al di fuori della Chiesa. Possiamo servire qua, possiamo sì fare tutto quello qua, ma essere Chiesa vuol dire essere Chiesa anche al di fuori della Chiesa, avere una visione anche al di fuori della Chiesa. È lì che veramente possiamo fare la differenza nella vita delle persone. Quindi al di fuori della Chiesa è che possiamo veramente dimostrare che noi siamo Chiesa. È molto importante avere questo qua ed è essenziale, però dobbiamo essere Chiesa al di fuori della Chiesa. Amen. Beh, lodiamo il nostro Signore. Eu sei
grazia dura per sempre, per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre, per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre, per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei buono tu, sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei, così buono, sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei, sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu, sempre sei buono tu. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre, per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre, per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Perché tu sei, perché tu sei buono tu. Ok, sono sempre io per gli avvisi. Allora, i piccoli gruppi questa sera sono divisi tra maschi e femmine? Sì. Con le ragazze, adolescenti e giovani ci sarà Marzia, che è su di sopra la proiezione, e invece con i ragazzi ci sarà PH, Paolo Enrichi. Ok. La prossima settimana avremo la nostra veglia di preghiera organizzata da noi a Gamove, ma aperta a tutta la chiesa. Quindi venerdì no, 31 ottobre. Sì. Venerdì 31 ottobre alle 10 siete invitati qua in chiesa per poter partecipare alla nostra veglia di preghiera. Poi il giorno dopo, sabato, avremo come sempre il nostro culto, sempre alle 6:30, sempre qua, che riguarderà la riforma protestante. Relativamente a questo, ecco il codice QR, giusto, che devono fare. Ok. Attraverso il codice QR, che potete inquadrare con i vostri telefoni, sapete già. Anche nella bacheca?
Ok, c'è anche l'avviso in bacheca eventualmente. Inquadrandolo vi porterà a un modulo per delle domande attraverso il quale voi potete fare delle domande relative alla riforma protestante. Quindi se avete dubbi, domande e cose del genere potete farle anonimamente attraverso questo modulo e queste domande verranno trattate nel culto della prossima settimana. Ok, questo. Cosa particolare e speciale in questo momento, oggi, per questo mese? Festeggeremo i compleanni del tutto mese di ottobre, quindi invito come si dice? Festeggianti qua davanti, che pregheremo per loro. Quindi Matteo, Caro, Monique, Laura, Camilla a casa, venite qua davanti. Una menzione onoraria per Victor e per Camilla, che non sono qua oggi. Camilla per alcuni motivi, Victor perché è in Inghilterra, però vogliamo ricordare anche loro due. Quindi questo sarà una cosa che faremo sempre alla fine dei mesi. Celebreremo tutti, cioè, i compleanni di quel mese là, perché questa sarà una cosa che faremo, sai, da qui in avanti, cioè festeggiare con voi. Perciò Gesù Cristo ha festeggiato, no? Ha celebrato la vita. E quindi vorrei leggere un versetto che è Geremia 1,5, che dice così: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dalla luce ti ho consacrato, ti ho costituito profeta delle nazioni. Quindi vogliamo celebrare questi compleanni, appunto, e fare in modo tale che tutti voi siano propri, cioè, contenti e felici perché Gesù Cristo ha celebrato. Quindi che la Gamove in questo momento possa anche pregare per voi affinché voi, che siete proprio i festeggianti di questo giorno, di questo mese, potete avere appunto la gioia nel vostro cuore, la gioia di, cioè, completare un altro anno, iniziare un nuovo anno, una nuova tappa nella vostra vita. Amen. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, che tu possa benedire, tu possa veramente stare con tutti questi qua che sono davanti, che hanno compiuto gli anni in questo mese di ottobre, che tu possa, Signore, lavorare nei loro cuori e fare la tua volontà, Signore, che questo nuovo anno che si inizia, Signore, il Signore possa veramente lavorare nelle loro difficoltà, in tutto quello che, Signore, deve lavorare nella loro vita, e che tutto, Signore, tutta la tua motivazione sia messa nel loro cuore, che i principi, Signore, siano messi nei loro cuori, e che tutto, Signore, che il Signore vuole fare attraverso le loro vite, il Signore possa iniziare, Signore, facendo attraverso di loro, prima in loro, Signore, nel nome santo di Gesù. Così noi ti ringraziamo e vogliamo, Signore, innalzare il tuo santo nome. Amen. Adesso accendo le candele e facciamo un bellissimo auguri.
No. Adesso andremo ai nostri piccoli gruppi e poi dopo